Sono Giulio Benvenuti, sono un neodiplomato dell'OIED. Ho affiancato gli studenti del secondo anno nella realizzazione, nella visualizzazione in 3D di un loro progetto del Teatro Massimo. In particolare ho realizzato i modelli 3D come l'involucro e gli interni dell'edificio per poi passare ai render, che sono delle immagini o foto che sono elaborate al computer e che raffigurano il progetto finito. Per me aiutare gli studenti del secondo anno è stata un'opportunità sia per me come figura di professionale che diciamo, ha iniziato a entrare un po' nell'ottica quello di tutor, che è una figura che a me ha sempre incuriosito e mi piace, mi è piaciuto, e poi è stata un'opportunità anche per l'OIED, che ha avuto l'opportunità di poter realizzare, di poter fare una visualizzazione 3D di un loro progetto. Sono Marcella, sono una studentessa dell'OIED del secondo anno del corso di Interior Design, una classe di 7 studenti, e quest'anno ci siamo occupati del progetto del Teatro Massimo. Durante tutta la fase, diciamo, di elaborazione del progetto io mi sono occupata soprattutto della fase di rilievo e della progettazione vera e propria architettonica. Occuparmi di questo progetto è stato veramente importante anche, credo, per la mia carriera, perché è stata un'opportunità, la prima volta di occuparmi appunto di un edificio pubblico, che mi ha fatto capire quali sono le vere esigenze dei clienti e di chi usufruisce questi spazi. Quindi è stata una grande opportunità che anche grazie all'OIED ci è stata offerta. Mi chiamo Noemi. All'interno del progetto mi sono occupata in particolar modo della restituzione grafica, quindi della presentazione. Il nostro progetto si occupa di collegare il teatro con la città, infatti attualmente non è ben collegato con la cittadinanza, invece il nostro progetto si occupa di aprire il teatro all'esterno, di creare uno spazio continuo tra foyer, galleria e varie entrate. Siamo abituati a lavorare in gruppo, anche se questa è la prima volta che lavoriamo tutta la classe assieme, ed è la prima volta che ci impegniamo in un progetto così grande. È stata sicuramente un'esperienza appunto impegnativa, però ha dato i suoi frutti, il nostro impegno si è poi visto nel progetto.